Allora, una vergogna. è già partito. Cosa devo fare? Una foto, aspetta. Fare io. Prendi anche un po' l'inquadratura, ecco qua. Vuoi presentarti? Aspetta. Aspetta. Fatto. Non avete capito cosa faremo oggi? Sì che avete capito? Grazie. Allora, per il video di YouTube, voi lo conoscete? Amici di YouTube. Amici di YouTube. Oggi facciamo un casino. Spero che ci si veda. Stiamo per fare una cosa Bellissimo. che pian pianino vi faremo vedere durante il video. E com'è che dicono gli youtuber? Guardate fino alla Guarda fine. fino alla fine perché stavolta ragazzi veramente dovete guardare fino alla fine. Questa è un'unione di due energie. Cazzo, mi fate venire voglia di dipingere anche a me. Bellissimo dipinto. Guarda che Ricky ha il mio adesivo nella sede. Comunque posso dire una cosa. Possiamo dire che te l'ho detto prima. Io ti sto facendo una sorpresa, non devi guardare. No, sto non vedendo vado qua, niente. no. Allora, per il No, disco ne abbiamo parlato prima. Sì. Per tutti i conoscenti, gli amici che sono a pochi chilometri di distanza da noi, e quando succede qualcosa, e non dico Cazzate. beh, aspetta che poi ci dicono non devi sminuire i problemi degli altri, però poi dipende dal tipo di problema che uno ha. È vero. Però avere a fianco un amico che sai che se io so che tu sei solo e sento che c'è qualcosa che non va, Cioè, e abitiamo nella stessa città, cioè io cazzo corro da te, no? certo. Dovrebbe essere così. E quello che ho La vissuto, Anche la regia dice di sì. la regia dice di sì. Ed è una cosa, quella che ho fatto io, che mi copro perché mi vergogno per quello che ho fatto. Non ti devi vergognare assolutamente, si deve vergognare la gente che non si rende conto di chi ha delle difficoltà nel momento del bisogno, oppure che se ne rende conto ma ignora. Questa è l'unica vergogna che dovrebbe provare qualcuno. A volte sono cose troppo grandi per troppe persone, non sanno come gestirle, quindi me ne rendo conto, mi isolo, però la solitudine porta anche a fare questo. E quindi che cosa si deve fare? Niente, mangiare una pizza con Riccardo e fare un dipinto. E fare quello che vedrete dopo. E fare quello che vedrete dopo. Ah, siamo no dei youtubers. Nati. Mamma mia. Bene, io direi che cominciamo, qua non si perde tempo, che te lo dico. Cominciamo. Qua la roba è che Riccardo vuole portare a termine. Vai, la concentrazione. Cazzo è nuovo. Sei un artista, Riccardo, non sapevo. Non me ne sai degli spazietti bianchi. Chris stranamente nero, come mai nero? Non ti piace? So. Non ti piace? No. Ok. Lo buttiamo nel selciaro. Con rosso. Lo facciamo. Dimmi che c'è. Ti dico già come si chiama questo quadro.
Teoria del caos. Del cazzo. La teoria del... Mi serve assistenza un secondo perché devo fare una cosa, aspetta. Bene. Prendi pure. Sai qual è la cosa che mi piace fare di più? Sporcarti le mani. Che ridi? Allora, aspetta, fai un video, ti prego, di questo momento troppo io. È un po' più bello il suo del mio, È più bello il suo, beh, si sa, raga, gli artisti compresi. Bello, 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 mamma. Perché il mio non è così? Perché il tuo tipo... Scusate, tra tre differenze. Qualche sia... No, non so cosa voglio esprimere. Posso darti un vaccino? Ok, stop. Sì, l'ho fatto. Io però non voglio arrivare fino a dove non arrivo perché si deve vedere la disabilità nel mio cuore. Cioè la difficoltà. La difficoltà, tu hai già finito. Pronta? A me manca l'ultima cosa da fare. Sarebbe? Le mani dentro. Ok, adesso bisogna dare la possibilità anche ai meno bravi, però scusami, cioè, di farcela. Ma te sei un artista? Adesso vado a lavarmi le mani. Io ho chiuso. Io ho una mano, Ricky. Sì, aiutino di là. È un lavoro a quattro mani. Però lasciami qualche venatura che venga fu. Vado a casa, mi compro le tele, colori. Ti Il giuro, lavoro si dipinge. ti giuro che lo farò. Ma va che è uno sfogo. Ma davvero? Ti dici come cazzo faccio? Aspetta. Si tira pure tutto fino ai bordi, vai. Non deve essere perfetto, deve essere un po' perfetto Un po' così. disabile. Sì, un po' disabile. Perfetto. Che dici? Ottimo.
attimo. Ancora linea? No, no, no. Lo lasciate così? Sì. Ok, Russo un po'. bene. E cosa vuoi fare adesso? Aspetta, Aspetterò. ci siamo quasi. Ci siamo quasi, ma non ci siamo ancora. Mi serve intanto un pennello Che pennello ti serve? Grande, piccolo? grande, grande, grande. Tipo così? No? Sì, 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 sì. E questo proviamo. Sì, sì. Grazie, veramente. Ok, io ci sono. Ci sei? Bravo Ricky. Adesso Dimmi. Cosa vuoi fare? prendere un colore Tipo? tipo mi serve il nero. Nero. Ma dai! Mi serve il nero. Questo è nero. Butta fammi una schizzata linea al centro. Ma nero questo sì. Sì, sì. Non ci vedo il cazzo. Sì, sì. Tipo in centro? Sì, sì, proprio un punto. Bravissima così. Perfetto, basta, basta. Vai. Sempre con questo. Aspetta. Questo Allora è io e Ricky ci siamo messi In modalità pittori. pittori e abbiamo deciso di Di- fare vendita dipinti. Sì, e questo quadro, ragazzi, vale tantissimo perché ci abbiamo messo tutto il nostro essere. Dimmi Ricky quando Vai, va. vai. Allora, la Cri ha già finito il suo, ovviamente, e io sono l'alunno quello un po' più lento, ragazzi, ma ne varrà la pena. Fidatevi. L'ho messo ad asciugare, solo che a rovescio, questa è la parte di Ricky, questa è la parte mia e vediamo cosa verrà fuori.